Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. E oggi mi trovo nel parco regionale del Delta del Po, però questa volta sponda Emilia-Romagna. Mi trovo in provincia di Ferrara, in quel di Comacchio. Sto facendo una passeggiata per curiosità qui vicino alle saline di Comacchio, un luogo molto suggestivo, molto interessante che non avevo mai visitato e voglio proprio vedere questa zona e vi porto con me perché veramente mi sta incuriosendo moltissimo. Vicino alle saline dove c'è l'ingresso ho parcheggiato la macchina e vedo che c'è praticamente un percorso di 6,6 km che porterebbe a quanto pare a Ravenna. Io adesso non so se farò tutto il percorso, non credo proprio, però mi immergo in questo contesto, come potete vedere, davvero strabiliante. Ecco di fronte a noi le saline di Comacchio, questi 600 ettari di territorio, una volta utilizzati appunto come saline per estrarre il sale marino. Dal 1984 invece l'attività è stata chiusa e l'attività non è più utilizzata per la produzione del sale perché c'è la presenza di un'alta quantità di specie di uccelli. Questa è sicuramente la salina cuore del parco regionale della Romagna. Adesso io proverò ad avvicinarmi da quella parte, ma vediamo. Oggi sfortunatamente la salina è chiusa. Avevo puntato a questo ponte per vedere di riuscire ad entrare di là perché è un posto veramente bellissimo. Ci sono un sacco di uccelli, ci sono anche i fenicotteri. Volevo avvicinarmi il più possibile per vederli, però la salina è chiusa, è aperta soltanto in determinati orari che vi consiglio di guardare nel sito. E vabbè, quindi questa volta non mi è andata bene la visita all'interno della salina, però eventualmente per chi ci volesse venire sappiate che qui è davvero un posto unico e nel suo genere davvero molto particolare. Chi vuol fare la visita, da quello che ho capito c'è la possibilità di fare anche un percorso pedonale oppure c'è un trenino che ti accompagna ed è una visita che dura 2 ore. Quindi adesso però provo a tornare dove ho parcheggiato la macchina e vedrò di lasciarvi qualche immagine se riesco a beccare qualche specie di uccello particolare. E niente, è un video così estemporaneo, visto che passavo di qui nella mia estate vagabonda alla ricerca di luoghi insoliti che non avevo mai visto per portarvi con me. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Magari si scoprono cose nuove.
Comunque, nonostante la luce complicata, siamo riusciti lo stesso a vedere i fenicotteri, che sono la grande attrazione di questo posto. Quindi io vi consiglio di venire a fare un salto se siete nella zona. Se non ci siete venuti, fatemi sapere se verrete, se questo video può esservi stato utile. Io dalle saline di Comacchio vi saluto con questo video estemporaneo. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto, le solite cose belle, le solite interazioni, e noi ci vediamo al prossimo video.